Spazio alla cultura, un giovane regista ha deciso di portare in giro per le botteghe storiche performance teatrali per incontrare un pubblico nuovo e valorizzare gli antichi negozi. Succede a Venezia. Maria Teresa Laudani. Per entrare in paradiso facciamo la signora, voglia di far tentare. Portare l'arte teatrale tra la gente e valorizzare le botteghe storiche del centro città che soffrono per lo spopolamento dei centri storici e la concorrenza della grande distribuzione. È l'idea alla base del progetto Teatro in Bottega, frutto della collaborazione tra il giovane regista veneziano Mattia Berto e la fotografa Giorgia Chinellato. Nasce a Venezia perché noi siamo due artisti veneziani, sia io che Giorgia, e nasce dalla volontà di fare per l'ennesima volta, dal mio punto di vista, dopo l'avventura del Teatrino Grogia e di altre esperienze che ho vissuto qui nella città, qualcosa per la nostra città. Nasce un po' anche con un pizzico di provocazione, nel senso che va su un doppio binario: i teatri chiudono, noi facciamo spettacolo in negozio, e i negozi chiudono e noi invece li rianimiamo e portiamo qui un nuovo pubblico. Dopo l'esordio in un negozio di parrucchiera dal titolo Il tempo di una piega, la seconda performance è andata in scena in una macelleria storica a Rialto. 4 repliche di un'azione scenica che dura 10 minuti, fondata sulla lettura di un brano del canto 25 del Paradiso dantesco. Che cade di quassù. Questa volta sarò puro spirito e solo voce, in quanto beato, come San Pietro, e San Pietro furioso contro una chiesa corrotta che viene simboleggiata qui da una bambina, non in quanto chiesa corrotta, ma in quanto una speranza di San Pietro che la chiesa ritorni alle sue origini e alla sua innocenza.